A te, Signore. Speriamo di riuscire a proiettare i versi sullo schermo. Leggiamo in Isaia, capitolo 44. Leggeremo dal verso 21 fino al verso 23. Isaia, capitolo 44, dal verso 21 fino al verso 23. Amen. Vi chiedo di alzarvi in piedi, riuscite a leggerlo? Sì. Dio sia lodato. Amen. Ricordati di queste cose, o Giacobbe, o Israele, perché tu sei mio servo. Io ti ho formato, tu sei il mio servo. Io ti ho formato, tu sei il mio servo. Amen. Amen. Israele, tu non sarai da me dimenticato. Alleluia. Ripeto, Israele, tu non sarai da me dimenticato. Amen. Io ho fatto sparire le tue trasgressioni come una densa nube e i tuoi peccati come una nuvola. Torna a me, perché io ti ho riscattato. Alleluia. Cantate, o cieli, poiché il Signore ha operato. Giubilate, o profondità della terra, prorompete in grida di gioia, o montagne, o foreste, con tutti gli alberi vostri, perché il Signore ha riscattato Giacobbe e manifesta la sua gloria in Israele. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore, accomodatevi pure. Alleluia. Dio è il nostro Padre. Amen. Alleluia. Ed è anche il migliore degli educatori. Un genitore che non educa i figli non è un buon genitore. I figli bisogna educarli, Amen. sperando che apprendino. Facciamo tutto il possibile. E il Signore ha una parola per il popolo di Israele quasi di riconciliazione. È sempre stato un popolo tragliato, Israele, dal collo duro. Si era rivolto spesso agli idoli, abbandonando il Signore. E sapete, Dio è buono, è vero, è lento all'ira e di grande benignità, ma la parola di Dio ci rivela anche che Egli è geloso. Amen. La parola di Dio ci rivela anche che Egli desidera la gloria, l'onore, il rispetto, la gratitudine che gli sono dovuti. Alleluia. Amen? E il popolo purtroppo ha dimenticato questo. E Dio manifesta la sua giustizia a volte permettendo che il popolo subisca determinate sconfitte fino alla deportazione, poi, ricordate. Ma nonostante questo popolo sia sempre duro, nel non saper ricambiare l'amore di Dio, di non saper, essere fedele a Dio come Egli richiede, nonostante questo Dio non rigetta mai il suo popolo, perché Dio è amore. Dio ci ama. Nonostante i nostri errori, Lui ci ama. Quanti rapporti si rompono, si spezzano per qualcosa detta male? È vero? Per qualche incomprensione, i rapporti si rompono, si spezzano.
E tante volte abbiamo anche noi preso questa decisione con qualcuno. Mi ricordo quando ero bambino, a scuola elementare, mi ricordo quando dovevi litigare con qualcuno, gli facevi così. Per me basta più. Ma pensiamo un po' se Dio si comportasse così con noi. Dove saremmo noi? Anche se a volte può apparire duro, e Dio è duro, a volte, Dio è anche giusto. L'amore non è solo abbracci e carezze. Siete d'accordo? L'amore è anche riprensione. E tante volte Dio ha ripreso il suo popolo. E queste parole sono preziose che Dio rivolge al suo popolo. Ricordati di queste cose, o Giacobbe. E poi rivolgendosi al suo popolo lo chiama ancora Israele. Sì, perché Israele prima di essere Israele era Giacobbe. Non dobbiamo mai dimenticare le nostre origini, da dove il Signore ci ha tratto fuori, dove eravamo prima di diventare Israele, il popolo di Dio. Eravamo anche noi tanti Giacobbe, il cui significato non è bello, vuol dire soppiantatore. Colui che per raggiungere un fine è disposto a tutto. Gloria al Signore. Ma Dio ha fatto di noi Israele, il suo popolo, e vuole ricordarci questo. E io dico grazie Signore, perché abbiamo bisogno di ricordare. Tu sei mio servo. Non dimentichiamo che siamo servi di Dio. Amen? Servi che hanno il privilegio anche di essere chiamati figli di Dio. Gesù ebbe a dire ai suoi discepoli: io non vi chiamo più servi, ma amici, siete i miei amici. Vedi, siamo servi, amici, figli. Siamo preziosi per il Signore. Alleluia. Io ti ho formato, Israele. Tu non eri niente, io ho fatto di te un popolo. Amen. Io ti ho formato, tu sei mio servo e tu non sarai da me dimenticato. Amen. Nonostante i giudizi di Dio, nonostante quello che Dio ha permesso perché il popolo fosse scosso e ripreso, Dio assicura: io non ti dimenticherò. E possiamo affermare che Dio non si è mai dimenticato di noi. Anche se abbiamo attraversato dei momenti difficili e duri nella nostra vita, quei momenti che abbiamo attraversato non sono dovuti al fatto che Dio ci ha abbandonati. È vero, a volte siamo stati ripresi da Dio. Amen. Ringrazio il Signore per tutte le volte che Egli mi ha ripreso, altrimenti non sarei qui. E ringrazio per tutte le volte che il Signore ancora mi riprenderà, perché vuol dire che Egli mi ama. Gloria al Signore. C'è un pensiero sbagliato nell'uomo. Quando le cose ti vanno male è perché chissà cosa hai fatto, Dio ti ha dimenticato. Dio è amore, fratelli. Dio non può dimenticarsi di noi. Anche se noi ci dimentichiamo di Lui, sbagliamo, lo deludiamo. È vero o no che lo deludiamo il Signore? Parlo solo io? No. Non so quante volte l'ho deluso il Signore. Grazie Albert. Mi consoli, non sono solo io. Chissà quante volte abbiamo deluso il Signore. Ma Egli è rimasto fedele con noi. È vero? Quante volte siamo allontanati dalla sua grazia e poi siamo tornati a Lui e non abbiamo trovato la porta chiusa. La porta del Signore è sempre aperta. Amen.
Tornate a me, dice il Signore. È questo che desidera il Signore. È pronto sempre al perdono. Lui sa perdonare e ce l'ha dimostrato. Per questo noi siamo nella gioia. E invita il Signore, per mezzo della sua parola, a gioire tutto il popolo. Cantate, gioite, tutta la natura gioisca. Perché il Signore ha fatto qualcosa di meraviglioso. È venuto Lui stesso per riscattare il suo popolo. Ha versato il suo sangue, si è fatto uomo, ha versato il suo sangue, ha pagato il prezzo che nessuno poteva mai pagare per il nostro riscatto. I nostri peccati sono stati perdonati. E nel sangue di Gesù, nel nome di Gesù, ancora oggi i nostri peccati sono perdonati. Amen. Quindi prorompete in grida di gioia, o montagne, foreste, con tutti gli alberi vostri, poiché il Signore ha riscattato Giacobbe e manifesta la sua gloria in Israele. Gloria a Dio, ancora oggi il Signore manifesta la sua gloria in mezzo a noi. Amen. Non perché lo meritiamo, ma Egli è qui presente in mezzo a noi. Alleluia. Alleluia. Non perché lo meriti o lo merito, o lo meritiamo, ma tutte le volte che invochiamo il suo nome, Lui si fa sentire, vero? Alleluia. Quando chiediamo il suo aiuto, Lui c'è. Perché ci ama. Gloria a Dio. Ci sono delle belle parole che Geremia scrive nel libro delle Lamentazioni e eleva una preghiera a Dio. Dice: ricorda della mia afflizione, della mia vita raminga. Sto leggendo in Lamentazioni capitolo 3. Era un uomo che stava soffrendo e addirittura pensa che è stato dimenticato da Dio. Poi rientra in se stesso e comprende invece che Dio non l'ha abbandonato. Lamentazioni capitolo 3 dal verso 19 scrive così: ricordati della mia afflizione, della mia vita raminga, dell'assenzio e del veleno. Io me ne ricordo sempre e ne sono intimamente prostrato. Amen. Chissà quanto soffriva questo profeta. Era un profeta, era un uomo di Dio, però ha sofferto. Così come soffre ogni credente. Ancora oggi possiamo soffrire, perché Dio non ci ha promesso sempre il sole e che non attraverseremo mai le tempeste. Dio ci ha promesso che Lui sarà sempre con noi. E quando anche attraverseremo il mare, le acque non ci sommergeranno. È vero? E quando anche cammineremo nel fuoco, la fiamma non ci consumerà. Gloria al Signore. Geremia poi prende posizione e dice: ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare. Fratelli, se noi pensiamo sempre alle cose negative, saremo sempre pessimisti. E il pessimismo non può appartenere al credente. È vero? Perché noi crediamo che Dio è colui che ci ama e che può ogni cosa e che agisce sempre in nostro favore, sa liberarci. Amen. Quindi ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare. È una grazia del Signore, che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non si sono esaurite, ma si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Amen. Amen. Vedete, nonostante la sofferenza, nonostante quello che pativa il profeta, a un certo momento prende posizione. Io voglio
pensare altre cose. Se Dio ha permesso una lezione per la mia vita, però non mi ha completamente distrutto. Perché Dio non può distruggere, Dio edifica, Dio benedice, Dio salva. Amen. Amen. Alleluia. Chi non lo accetta verrà distrutto. Perché prende una posizione, prende una scelta, fa una scelta, rifiuta la grazia di Dio. E quella è il destino, è la morte eterna. Ma chi accetta il Signore non verrà mai dimenticato dal Signore. Amen. Quindi le sue compassioni non si esauriscono, ma si rinnovano ogni mattina, e anche in questa mattina. Le sue compassioni si sono rinnovate per ciascuno di noi. Amen. Grande ancora oggi possiamo dire è la tua fedeltà. Versetto 25 è scritto: il Signore è buono con quelli che sperano in Lui, con chi lo cerca. Possiamo dire amen. Amen. Se cerchi il Signore troverai la bontà del Signore, non ti deluderà. Alleluia. Poi il versetto 31 è bellissimo, dice: il Signore infatti non respinge per sempre, ma si affligge, ha pure compassione, secondo la sua immensa bontà. Amen. Poiché non è volentieri che egli umilia e affligge i figli dell'uomo. Non è che il Signore è contento nel riprenderti, nel riprenderci, nel permettere qualche scossone nella nostra vita. Non è contento il Signore. Sa che noi non abbiamo le forze e continua ad amarci il Signore. Quindi anche se permette qualche botta, non so come spiegarlo, poi dall'altro lato ci mostra sempre la sua compassione, il suo amore che sa proteggerci, sa consolarci, ma è indispensabile tornare a Lui, tornare come una volta ai piedi del Signore. Si affligge, non è volentieri che egli affligge i figli dell'uomo. Alleluia. Il Signore vede. Poi il versetto 40 ci chiama alla responsabilità personale. Dice: esaminiamo la nostra condotta, valutiamola e torniamo al Signore. Spesso noi facciamo un esame di Dio. Dio si è comportato così, non merita che io ti serva perché non hai risposto alla mia preghiera. Facciamo così umanamente. Ma dov'è la sottomissione a Dio? E riconoscere che Lui è il Signore, che Lui ci ha riscattati, noi siamo Suoi, siamo i Suoi servi. Amen. Invece di esaminare la condotta di Dio, la condotta degli altri, esaminiamo la nostra condotta. Valutiamola. Ma io, Signore, come mi sono comportato verso di Te? Che ho promesso di servirti e sono venuto meno, Signore. Quante promesse abbiamo fatto al Signore e non abbiamo mantenute? Io parlo per me. Ciascuno esamini se stesso. E il Signore in che cosa è stato infedele verso di te? Posso dire tutto quello che Egli mi ha promesso, mi ha sempre dato. Sono passati tanti anni e fino ad oggi il Signore è fedele. È stato fedele nella mia vita, è fedele, so che sarà ancora fedele, non solo nella mia vita, ma anche nella tua vita. Perché il Signore non si dimentica. Un uomo disse una volta a Gesù, negli ultimi istanti della sua vita: Signore, ricordati di me. Sapete di chi sto parlando? Di uno dei due ladroni che era crocifisso accanto a Gesù. Proprio quel ladrone che riprese il suo collega ladrone, che prendeva in giro Gesù. Stai zitto, non hai timore di Dio. Per noi è giusto. Quello che stiamo pagando è giusto. Abbiamo sbagliato, siamo dei ladri.
ma non per lui. Cosa ha fatto lui? Signore, ricordati di me quando sarai in paradiso. E cosa disse Gesù? In verità ti dico oggi, tu sarai con me in paradiso. Amen? Perché il Signore si ricorda. Torna a me, dice il Signore. Alleluia. Nonostante i nostri rapporti con Lui non siano sempre dei migliori, il Signore non spezzerà mai il nostro rapporto buttandoci via. Vabbè, ho perso la pazienza con te, Marco, tu sei duro, non vuoi capire, ci sono tanti altri. No, il Signore vuole che nessuno si perda. Non vuole che ci perdiamo, perché ognuno di noi è prezioso ed è costato il suo sangue. Quante volte nella mia vita ho detto, vabbè, quell'amico non è buono, soprattutto da ragazzo, no? C'è un altro amico. E sempre puntualmente tutti gli amici pronti alla deludermi, no? Sempre alla delusione. La voglia che dici ci sono altri amici, rimarrai sempre solo. Il vero amico è Gesù. Lui non si dimenticherà mai di te. E noi vogliamo ringraziare il Signore per questo. Amen? Vogliamo tornare a Lui. Ciascuno sa il proprio rapporto con Dio. Se abbiamo da tornare al Signore, torniamo a Lui con un cuore sincero e aperto. Dobbiamo chiedere al Signore perdono. E dopo che avremo chiesto sinceramente perdono al Signore, vedremo quanto il Signore è buono. E come nulla è cambiato, e anzi ci renderemo conto che il suo amore è immutabile, è grande, più grande del profondo mare, dice un cantico. Amen? Alleluia! Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo stare ancora in preghiera, in comunione con il Signore. Alleluia!